Un tempo i territori si conquistavano con le guerre, oggi si comprano in borsa. Dietro questa metafora dell'assessore regionale al bilancio e ai rapporti con il sistema creditizio Roberto Ciambetti c'è lo sconcerto di chi giudica il provvedimento dei consigli dei ministri sulle banche popolari, l'eliminazione di un protagonista fondamentale del tessuto economico del nord-est. Un provvedimento che riguarda le banche popolari con attivi sopra gli 8 miliardi che si trasformeranno in società per azioni. Ma il malcontento per le notizie che arrivano da Roma accomuna anche altri esponenti della maggioranza che guida Palazzo Balbi. Hanno ragione le banche del credito cooperativo e delle popolari che sul nostro territorio hanno in questi anni veramente aiutato le aziende. Sono state quelle che più hanno aiutato le aziende e questo decreto di Renzi è uno tsunami, farà dei danni incredibili, farà dei danni alla nostra economia, al nostro risparmio, veramente mettendo l'Italia, che in questo momento nel mondo continua a essere una attenzionata soprattutto dagli investitori stranieri, ci sta lasciando in mutande. Ad essere contestato c'è innanzitutto il metodo di questa scelta, il ricorso alla decretazione di urgenza che di fatto sottrae al Parlamento un provvedimento che muterà gli equilibri economico-finanziari di una parte del Paese. Poi c'è la preoccupazione che in un'area come il Veneto, dove le imprese soffrono di sottocapitalizzazione, il rubinetto del credito rimanga nelle mani di una ristretta oligarchia internazionale con pochissima sensibilità nei confronti del territorio.